Commercio illecito di armi. Un'azienda trevigiana con sede nel Montebellunese è stata chiusa dalla polizia e il suo titolare, un imprenditore milanese sessantenne, oltre ad essergli stata sospesa la licenza, è stato anche denunciato a piede libero. Gestione e messa in commercio di armi clandestine, omessa custodia di armi, irregolarità nella tenuta dei registri, trasporto abusivo di armi e parti di esse senza l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Sono alcuni dei reati contestati nell'ambito dell'indagine iniziata 6 mesi fa e conclusa con una serie di perquisizioni tra la Marca e le province lombarde di Milano e Monza. Sono state effettuate delle verifiche su una fabbrica di armi dove sono state accertate numerose irregolarità che hanno portato al sequestro di oltre 200 armi corte e lunghe e hanno portato anche alla chiusura dell'azienda per motivi cautelativi. L'azienda in questione aveva ottenuto le autorizzazioni alla fabbricazione, assemblaggio, riparazione, vendita e commercio di armi comuni da sparo e parti di esse, ma gli accertamenti della sezione amministrativa della questura hanno fatto emergere una serie di omissioni che rendevano di fatto l'attività parzialmente clandestina, da qui il maxi sequestro. Le armi sono di vario calibro, ad esempio le armi lunghe, sono delle armi lunghe calibro 9x21, ma anche calibro 40, 38 Special. Erano destinate all'esportazione verso l'estero, quindi anche paesi dell'est Europa come Polonia, Ungheria e paesi arabi. Non è munizionamento da guerra, però sono armi che hanno una loro letalità. Difficile dire, trattandosi di commercio all'ingrosso, a che soggetti fossero destinate. Illeciti sono stati riscontrati anche rispetto allo stabile in cui le armi venivano prodotte. Gli investigatori della questura stanno infine verificando la regolarità dei documenti presentati dall'imprenditore al fine di conseguire le autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui beneficiava.